Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a Analyze Splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi vi voglio parlare di alcune situazioni in cui vengo contattato per vedere, ad esempio, chi era una persona nel passato, nelle vite precedenti, no? Perché oggigiorno sui social si incontrano tutta gente che dice che nella vita precedente, non dico che erano tutti Gesù bambino, discepoli di Gesù, ma come minimo il conte San Michel, il barone, il conte Cavour, insomma, tutti Cagliostro, tutti, non so io, insomma, quando incontrate qualcuno che, non dico che ha bevuto troppo, ma si è un pochettino esaltato, quando lo incontrate sui social, e gli chiedete così per caso, ma nella vita prima chi eri? Oh, tutti come minimo erano un re, un faraone, un imperatore, un mago e via dicendo. Cari amici, quando si fanno le indagini radioniche, serie, radiostesiche, è chiaro che se nella maggior parte delle persone c'era un re, 20 baroni e 60 milioni di persone in tutta l'Europa, è chiaro che la maggior parte delle persone erano dei morti di fame. Lo ripeto, la maggior parte delle persone era morte di fame, arrivava a 21 anni, 22, i più fortunati a 23, a 15 non avevano più denti e morivano i più fortunati subito, gli altri invece morivano lentamente di patologie serissime. Quindi quando cercate di fare un'indagine radiostesica sul vostro passato, no? Almeno fino al 1700 c'era una grandissima quantità di popolazione che moriva di stenti a 20 anni, senza denti, quindi dolori dei denti, senza vista perché non c'erano le vitamine che c'erano oggigiorno. I più fortunati magari morivano di scorbuto sulle navi mentre venivano portati nelle nuove Americhe, nei nuovi mondi. Quindi non fatevi castelli in aria pensando che nella vita scorsa eravate dei baba o eravate delle guide spirituali, perché ce n'era uno ogni 60 milioni di re, ce n'era uno ogni 60 milioni, ma in tutta l'Europa, perché la densità di popolazione fino al 1700-1800 sarà stata massimo di 60 milioni di persone. Quando c'è stata un'evoluzione del genere umano in Europa, l'evoluzione c'è stata quando dagli Stati Uniti attuali, no, il filo spinato, lo ripeto, il filo spinato ha fatto in modo che noi potessimo mangiare proteine animali gratuite che avevamo rubato chiaramente agli indiani d'America. Quindi, cari miei, quando voi andate a vedere nel passato chi eravate, ma eravate al 99% come minimo dei vagabondi e vivevate fino a 20 anni, più di là non ci arrivate ed eravate senza denti. Infatti tutte quelle persone che vanno nel passato a vedere le persone, viaggiano nel tempo, quando vanno a vedere nelle strade di Parigi vedevano la gente morire per strada e gridare, c'erano delle vie in cui c'erano solamente dei lamenti, non c'erano gabinetti, non c'erano toilette, le persone facevano per strada. Quindi, cari amici, non fatevi castelli in aria pensando di essere stati tutti dei re Artù, degli Ancillotto, dei Robin Hood, dei re, degli imperatori, ce n'era uno ogni 60 milioni. Quindi, mi raccomando, non viaggiamo con la fantasia della New Age. Allora, questo perché ve lo dico? Perché alcuni cominciano a pensare che nella vita prima sono stato Gesù Cristo, un discepolo, un cavaliere. Ad esempio, per parlare dei Templari, i Templari erano un'elite, ce n'erano pochissimi, e un Templare valeva 3 uomini, 3 guerrieri. Ma di Templari ce ne saranno stati guerrieri originali, massimo una trentina, una quarantina, e vivevano sicuramente fino a 30 anni. Gli altri chiaramente normali, non riuscivano neanche ad arrivare al ginocchio di un guerriero templario perché erano un'elite di esseri umani, erano dei giganti a livello fisico e anche intellettuale. Quindi, cari miei, quando fate le indagini radiostesiche, ricordatevi che la maggior parte delle persone erano vagabondi e morivano a 20 anni senza denti, di patologie, non andavano al gabinetto, non facevano un bagno ma neanche a pagarlo perché non esistevano, e sto parlando fino al 1700-1800. Quindi
state lontano dalla New Age che vi vuole far montare la testa di queste persone che nella vita prima erano il Conte Cagliostro, il Conte Saint Germain, no? Che se andate sui social sono tutti contro. Bene, cari amici, grazie, alla prossima.